Siamo arrivati oggi, 24 aprile, a vedere uno spiraglio, ad aprire una prima parte del mercato di Conegliano, quello di Piazza Calvi. Qui con me abbiamo l'assessore Brugioni e il comandante Malamace. Assessore Brugioni, il sole c'è, perciò la speranza del bel tempo c'è. Vediamo se riusciamo a portare anche la speranza della riapertura senza grandi sofferenze. Abbiamo già iniziato la riapertura delle attività col mercato agricolo mercoledì. Abbiamo visto che anche con le restrizioni tutto ha funzionato bene. Oggi, anche mercoledì, siamo stati baciati dal sole, anche oggi. È una sofferenza partire con un mercato così ridotto, però è un'apertura ad una speranza che l'attività possa ricominciare nella sua quasi normalità. Io devo ringraziare veramente gli uffici, il comando di polizia locale e anche tutti i volontari della protezione civile, carabinieri in congedo, che ci permettono anche di realizzare questo, perché senza di loro non saremmo in grado, e anche agli ambulanti che tutto sommato accettano delle condizioni ridotte. Speriamo che questo sia un inizio di una vita normale o quasi normale. Abbiamo messo in campo tutte le forze e abbiamo anche l'ottimismo che ci fa sperare ad un futuro migliore. Siamo dal mercato, abbiamo cercato di attuare uno schema di posizionamento dei banchi in maniera tale da garantire la sicurezza che naturalmente non è soltanto quella che riguarda gli aspetti di questa emergenza del coronavirus, ma è una sicurezza che deve anche interfacciarsi con le norme di safety e security di quando ci sono le manifestazioni, per cui abbiamo dovuto lasciare i raggi di curvatura per eventuali mezzi di soccorso, le corsie di emergenza che ci sono all'esterno e creare poi un'area ampia dove le persone non possano in nessun modo assembrarsi con entrate contingentate. Quindi questa sistemazione è stata studiata nel dettaglio e al momento insomma si è rivelata vincente. Adesso vediamo in futuro se c'è da fare qualche aggiustamento, lo faremo, perché anche per noi è una novità, è una situazione diciamo così ridotta e anche rivoluzionata se vogliamo di come svolgere il mercato. Per quanto riguarda invece i coneglianesi, devo dire che si sono comportati bene, nel senso che i controlli ne abbiamo fatti tantissimi, però le sanzioni effettivamente sono state poche. Il mercato di Piazza Calvi riapre, la rosticceria Perin per la prima volta dopo 2 mesi si presenta in Piazza Calvi. La sua emozione? La speranza è che comunque sia una cosa positiva sia per noi ambulanti, sia per le ditte in sé, che anche per i clienti, per il servizio che diamo comunque al paese. Le restrizioni sono tante, però dai, siamo fiduciosi. Siamo fiduciosi. Dopo 2 mesi come si sente dover venire qui? Finalmente ritorniamo dopo un periodo molto difficile da superare, soprattutto per la nostra attività, insomma. Comunque dai, siamo fiduciosi per il futuro, speriamo bene e speriamo che anche la gente dopo 2 mesi non si sia un po' persa in giro per altri negozi o per altri. Ci si aspettava anche un'impennata dei prezzi, ma vedo che siete riusciti a mantenerli prezzi di mercato. Più o meno sono quelli, sì, i soliti attuali di ogni anno, insomma ci sono le primizie che costano un po' di più, però bene o male sono calmierati i prezzi, non è che siano eccessivamente alti. Non si vede l'ora di uscire, di poter fare quelle cose che si faceva prima, sempre nel rispetto e nella maniera possibile per rispetto anche agli altri. Sono mesi che sono a casa là a fare ruggine sui ginocchi, una roba e quell'altra, e se poi torna fuori con calma, logicamente, protetti per noi e per gli altri, e speriamo che vada avanti sempre un po' più velocemente le cose. Oggi è solo qua a Piazza Calvi, poi verrà anche il resto del mercato, diciamo, no? È solo una prova. Bentornata a Conegliano, oggi è il primo giorno dopo 2 mesi di fermo. Quale emozione sente dentro a essere qui con noi? Oltretutto
abbiamo messaggiato i nostri clienti affezionati, tutti ci hanno gridato evviva, finalmente tornate, e quindi per noi è una soddisfazione grande, perché mio papà ha iniziato a venire a Conegliano nel 48 dopo la guerra, figuriamoci da quanti anni, per cui il piacere di tornare, la soddisfazione, e anche mi sembra abbiano sistemato bene il mercato, quindi insomma dai, siamo positivi, sai che piano piano riusciamo a riprendere la vita, la quotidianità, insomma, ecco. Economico, noi abbiamo anche un rapporto sociale con le persone, di affetto e di piacere per il proprio lavoro, per cui siamo disponibili sempre, anche se economicamente delle volte potrebbe non essere vantaggioso, ma ci siamo. Ebbene, siamo qui di fronte alla Protezione Civile, Cavalieri dell'Etere, sono qui con una piccola squadra, gli altri operativi sono tutti in funzione, anche loro mi hanno detto pochi minuti perché questo è un momento di fuoco. Presidente, sono stati momenti duri fino adesso, speriamo che finisca. Perché è da febbraio che siamo attivi nella sede del COC di Conegliano e abbiamo avuto il primo mese di aprile che è stato veramente un mese di fuoco. Adesso si è un po' calmata la situazione e stiamo servendo la popolazione con delle spese solidali. Io vedo che naturalmente voi siete in molti, qui siete arrivati in pochi perché dentro nella sala operativa ci sono ancora delle persone al telefono. Sì, noi adesso siamo una ventina di volontari, aprile quando era stato il momento clou siamo arrivati anche a 60 volontari giorno e 4-5 di notte perché abbiamo fatto un periodo H24. Adesso una ventina di volontari bastano per i servizi che dobbiamo fare.